assume le dimensioni di uno scontro salvezza questo Cozzi Toro Viola Barcellona Caffè, rispettivamente penultima e terzultima in classifica, pronta a sfidarsi per questa settima giornata della Serie A2 Girone Sport City. Della squadra in maglia viola la mette giù bene Rascioni, che poi va a cambio di gioco pericoloso, intercettato il pallone, può ora far male il Barcellona Caffè, da un disimpegno sbagliato lascia l'occasione micidiale del Barcellona che non perdona sotto rete. 1-0 il risultato, si sblocca la partita, 7 minuti di gioco. Tentativo di giocata che riesce per Rasconi, ancora Rasconi dalla sinistra, entra in area, la finta, manda a vuoto nuovo, poi il tiro! È un grandissimo gol quello del numero 3 che si invola verso la porta avversaria da sinistra, supera un uomo e poi scarica un gran tiro alle spalle del portiere. Punteggio nuovamente in parità, 12° minuto di gioco, 1-1 il risultato. Attenzione adesso la combinazione, bene. Arriva il cross, pallone per Rascioni che lo raccoglie e lo gira nuovamente in rete. Doppietta personale per il numero 3, freddissimo sotto porta. Raddoppia il Cozzi Toro Viola, 2-1 il risultato. Giocata ottima del Barcellona Caffè. Attenzione all'apertura sulla destra per Melito, il tiro al volo, lascia scorrere il pallone e poi lo impatta con il destro, tiro alto sopra la traversa. Caffè. Attenzione adesso un intervento bucato, può partire Senzolini, il destro, l'ottima respinta del portiere avversario che si allunga. Parte ora il cross indirizzato sul secondo palo, arriva il colpo di testa e la respinta del portiere. Tocco di ritorno ancora per Lelli, se ne va via, attenzione al numero 7 che va giù in area di rigore e c'è il calcio di rigore in favore del Barcellona Caffè. Va il numero 9, prende la rincorsa, il destro con il piattone, fredda il portiere avversario, Patricielli, punteggio nuovamente in parità, 4 minuti, 2-2 il risultato. Cristoforo lotta sul pallone, bene il numero 9, poi la sterzata, ne manda a vuoto un uomo, si porta la palla sul sinistro, poi arriva il tiro pericoloso, azione tutta in solitaria di De Cristofaro. Pallone sul secondo palo, c'è una trattenuta in area di rigore e l'arbitro indica il dischetto, calcio di rigore in favore della Cozzi Toro Viola. Parte ora il tiro e poi la traversa di De Cristofaro, calcio di rigore sbagliato dal numero 9. In profondità, attenzione per De Cristofaro. De Cristofaro si porta il pallone sul destro, la sterzata manda a terra un uomo, il pallone rimane lì, il tiro, l'occasione di Finello. L'ultima azione probabilmente, il pallone rimane lì e arriva il gol di De Cristofaro, un gol importantissimo, pesantissimo, il numero 9 controlla la sfera e poi la gira alle spalle del portiere avversario, un gol allo scadere, la rete del 3-2 per la Cozzi Toro Viola. De Cristofaro, non c'è più tempo, vibra 3 volte il fischietto del direttore di gara. Il gol decisivo di De Cristofaro in extra time regala alla Cozzi Toro Viola 3 punti importantissimi che schianta il Barcellona Caffè 3-2.